Com'è? Si vive qua? Si ha paura? Male, Perché male? si vive male perché non possiamo neanche muoverci. Alle 5 di sera bisogna chiudersi in casa. Corso del Popolo a Mestre come il Bronx, dove la gente vive con la paura. Soltanto sabato scorso l'ultima aggressione alle 4 del pomeriggio, quando un 19enne è stato picchiato violentemente da un mendicante e dalla sua compagna soltanto perché si era permesso di riprendere il primo in quanto sorpreso a utilizzare il marciapiede come bagno pubblico. Ed è proprio qui lungo la pista ciclabile di via Genova, intersezione con la centrale Corso del Popolo, che un 19enne nelle ore scorse è stato addirittura picchiato da due violentissimi aggressori, due senza tetto, e la paura in zona è tanta, dice uno dei residenti che per timore di ripercussioni non vuole essere inquadrato in viso. La paura qui è nei confronti dell'esercito dei cosiddetti Barbanera. Ma fanno quello che vogliono, viene la mattina, là ce ne sono una ventina, là c'è bottiglie sporche, non fanno disastro. Là è davanti al supermercato. Davanti al supermercato. Chi sono questi che sostano qui senza fare nulla? I romeni, quelli che vengono a carità domenica. La paura verso i rom in arrivo soprattutto dalla Transilvania, chiedono insistentemente l'obolo o si improvvisano parcheggiatori in modo molesto che sfocia in ira incontrollabile di fronte al legittimo no della controparte. Sabato scorso poteva andare infatti molto peggio al 19enne che dopo essersi visto catapultare addosso un sacchetto della spesa è stato preso a pugni in testa dal mendicante. Se l'è cavata, si fa per dire, con gli occhiali da vista rotti, ematomi in tutto il corpo, 4 giorni di prognosi e un occhio nero. È andata male anche questo pensionato derubato pochi giorni fa nel palazzo di casa sua. Mi hanno derubato in ascensore, sono salite 3 persone, ma erano europei. A detta dei residenti, qui vivere, fare la spesa, soltanto passeggiare è diventato addirittura pericoloso. Una volta era molto più sicura questa zona, guardi. Si sta meglio secondo me in periferia. Anche questi due bengalesi denunciano lo stato di degrado della zona, dove in pieno giorno si beve abbandonando bottiglie e lattine sulla strada. Non ne controlla bene anche tutti quanti fai casino, mercato, di là andare a strada a bere, e questo mai visto, quello non è buono. È sporco tutto, lasciato bottiglia e così.